Oltre a essere il numero uno dei veneti, è anche una persona che incontrovertibilmente ha fatto tanto per la nostra montagna. Il quinto titolo di maestro di sci ad honorem, riconoscimento del Collegio Veneto dei Maestri di Sci riservato a pochissimi, 10 in tutto, poi si procederà per surroga, è stato assegnato al presidente della regione Luca Zaia. La cerimonia si è svolta nella Casa dei Maestri di Sci a Borgo Pradi Belluno al termine dell'assemblea annuale del collegio. Cori da stadio per Luca Zaia, che si è esibito in una sciabolata con un vecchio sci, ha ricevuto in dono il portachiavi, la spilletta in oro e la giacca ufficiale da maestro, gli unici simboli che esporrò nel mio ufficio assieme a quello di driver dell'ippodromo, ha detto Zaia. Fra il pubblico Maurizio Sommariva, per oltre 30 anni istruttore nazionale, maestro di sci del presidente Zaia. È uno sciatore forte, fisicamente molto forte, e mi raccontava che ha un passato di cavallerizzo, quindi probabilmente anche quello ha favorito la sua preparazione. Giustamente un po' timoroso, molto volenteroso e promette. Un collegio veneto, il primo istituito in Italia, sempre in crescita, 1400 maestri attivi in regione, che sta vivendo un momento magico per le prossime Olimpiadi invernali. Un evento dove Cortina, capitale del mondo dello sci, diventerà in quei giorni veramente l'assoluto sciistico, e noi maestri dobbiamo avere una parte in tutto ciò. E un primo risultato è già stato ottenuto. La sede del Collegio dei Maestri di Sci del Veneto a Belluno sarà la Casa Reale d'Inghilterra durante il periodo olimpico, grazie all'intesa raggiunta al consolato inglese fra il presidente Borgo e il suo omologo del Regno Unito.